Lo so cosa state pensando. State pensando al rinnovo. Lo so. Perché ci vuole uno all'anno per farsi struzzare. Dai amici bellini, dai. La formazione rivoluzionata, diciamo. Lo sapevamo, si era capito. Avrebbe giocato Van Jesus invece di Nathan. Speriamo bene. Bravo Mario Rui. Christensen è il doppio di lui proprio. Mamma mia. Attenzione. Fuori gioco. Bravo Politano. Pigliate sta... Ah. Non c'era mai fallo su Lukaku. È qua, proprio mai. Vediamo. Com'è magro Meret, eh? Proprio una questione a volte di muscoli. Proprio magro. Bravo Mario Rui. Vai Politano, vai. Oh! Ma chissà, però ci puoi pure provare. Non era una palla troppo lunga. Ci puoi pure tornare indietro. Attenzione, bravo Rachman. Rachman ha preso un calcio dopo essere caduto. Belotti gli ha dato il calcio volante. Ma da scia, ma fa su calcio d'angolo senza Rachman. Vabbè. E già è bello il pretosino. Bravo Juan Jesus. Attraverso. Attenzione, Belotti si è ma Meret! Attenzione! Belotti si è zuccato Rachmani proprio così. Ce l'ha tirato un po' con gol, ma diamo la parata a Meret. Mamma mia. Pressiamo male. Guardate come stiamo pressando male il 21esimo. E 39 secondi. Guarda Meret. Stai fuori dal marone. Anche sa sveglia. Si è struppiato Di Lorenzo. Si è struppiato proprio. Speriamo che sia solo paura, perché... Ma è l'altra gamba, non è quello con cui è atterrato. Perché è atterrato col sinistro, ma si sta mantenendo il destro. Di Lorenzo, io lo so che tu vuoi continuare, ma se ti fa male non ti fa peggio. Bravo Juan Jesus. Voi continuate a sfotterlo. Nel frattempo sta mantenendo la difesa solo lui. Deve essere fuori gioco di Zaleschi. Questa munizione a Mazzarri. Questo è giallo? Non è rosso? Quando proprio volontariamente dai una gomitata? Vediamo. Vabbè, manina, niente di grave, calma. Ma chissà quante palle vuoi sbagliare. Quante? Zaleschi. Io sì, man, mamma mia, che hai fatto? Aspetta, quello lo sta guardando e fa proprio così. Si è inventato il contatto Simen. Se lo è inventato. Vediamo. No, vediamo. Cioè, quello era in possesso di palla. Fatemi rivedere questa cosa perché... il gomito. Tra l'altro, ragazzi, io dico che è poca roba, Però Paredes è pure già ammonito. Prende questa parte che ha tutta velocità, ma sei in possesso di palla, cioè se è un colpo che non ti fa male o che non ti sposta, continui e tiri perché sei in possesso di palla. Mazzarri verrà espulso. E adesso vi dico che questo giallo per Cristante è esagerato, perché hai perso il controllo e stai cercando di recuperarlo in un certo modo. Mourinho che fa lo show con Kvara. I giocatori tutti contenti per Mazzarri, che si fidano, è arrivato, odiano Garcia. Quelli vogliono bene a Mourinho. Mourinho in mezzo minuto ha avuto più affetto da Osimhen e Kvara che in tutto... Questi ragazzi hanno proprio bisogno di una figura carismatica, ve ne rendete conto o no? Se ne aiuta Kvara. Bravo Mario, questo è cartellino giallo! Questo era giallo, non quello di prima! Mamma mia, che schifezza! Questo è giallo tutta la vita e non glielo può dare perché è espulsione. Wow! Bravo, sì! Bove migliore in campo del primo tempo. E per il Napoli Juan Jesus. No, non sto mica scherzando. Anticipo, controllo, fisicità. Questa è una partita che devi vincere male. Devi vincere male perché non stai giocando bene. Napoli non pervenuto. Si sa che la Roma ti fa giocare male. La devi vincere male. La palla lunga, continua su Osimhen proprio. Altro grande intervento di Juan Jesus su Lukaku. Mamma mia Di Lorenzo. Mamma mia. Anche il tacchetto. Chiappa a Mazzarri. Bravo Bello Zielu. Osi non c'è più in mezzo perché ha fatto il movimento. In mezzo ci sto io.
Sì, i like. Lasciate i like perché nel secondo tempo bisogna fare molto. Ma vi ricordate quando dicevo benino? In questo momento malino, malino. Dai, prima di fare qualcosina, almeno sporcare i guanti a Rui Patricio. Bravo a chissà, dai. Dai, che adesso entra Elmas e la risolve. Lo so, è una battutaccia, però ha una base tattica questa battuta. Visto che Mazzarri si ostima a far giocare Anghissà così alto, chi è la mezzala col piede destro che può giocare là alto e mettere qualche cross o arrivare alla conclusione? Elif Elmas. Vai Zelinski. Hai sporcati quanti finalmente. Bravo Zielu. Vai Anghissà, dai, fa. Vabbè, la posizione di Anghissà è quella di Elmas contro la Juve, il cross per Raspadù. Silenzio. Bravo Juan Jesus, ancora. Zielu splendido. A Mancini quando lo ammoniamo, quando lo ammonisci. Bravo Lobo. Quanti errori. No, non lo far girare, maronna mia. La palla di Paredes. Mario Rui col destro, che cos'è questo campanilone? Bravo Meret. Bravo Politano. Bravissimo. Come on? Lobot che è morto. Si stava in lamento. Da solo, attenzione. Questo è Caggiasti, non è Caiuste, però speriamo. Bravo Anghissà, dai Zielu. Caius. Anche Politano che fa lavoro con Mourinho. Bravo Juan Jesus. Gli permetti di fare la rovesciata. Bella palla di Rui, vai Zielu. Moniscono a Juan Jesus. Attenzione, alla destra c'è Zaleschi solissimo. No. Ha espulso a quello della Roma, non il calcetto di Politano. Va bene, ce lo meritiamo. È la cura Mazzarri. Ritengo questa decisione arbitrale perfetta. C'è il giallo per il fallo e l'espulsione per la reazione. Non è violenta, non serve che sia violenta, non devi mai reagire cercando di fare del male. Non si fa, quindi giusto. Guarda Zielinski che da solo Caiuste non gliela dà. Bravo, si gioca. No. Pure questo fallo di Cristante, se non fosse già ammonito, fermi un'azione di ripartenza, sarebbe stato giallo. Vai, gioca. Vara, sei un fantasma oggi. Attenzione, mamma mia, proprio Rachmani proprio. Ecco qua. Bravi, bel gol. Cross, Rachmani va addosso, sbatte addosso alla Zmoun senza prendere niente, la palla vagante. Bel gol. 3 di loro che lo guardano. Mazzarri, il gol l'hai preso, quindi mantenere lo 0-0 che magari stavi pensando, visto che siamo un uomo in meno. No, non serve più. Cambia qualcosa, metti qualcuno di fresco. Zerbin! Yes! L'ha detto la Paramount Plus! Mazzarri è diventato Garcia! Yes! Bella palla di Zielu! Come avete fatto a non spingerla in porta? Di Lore. Bravo Zielu, vai Ossi, mettila bene. E la palla ancora Zielu, mannaggia. Ecco, Vara, l'hai perso il pallone. Ed è regolare l'intervento di Lukaku. Bravo Zielu. Bravo Zielinski. Eccolo. Bravo Meret. Secondo giallo per Ossi. Vai. Voglio quando si perde la testa, che poi non giustava anche su foul. Ci può stare. Lo so cosa state pensando. State pensando al rinnovo. Lo so. Io ci voglio un all'anno per farsi istruzione. La riflessione sul rinnovo è un'altra. Pensa come sono contenti gli altri di vedere che quello poi dovrà pigliare 10 milioni. Ma non li prenderà perché comincia a pagare da dopo che se lo vende. Fuori gioco, credo. Bravo Meret. Non l'ha chiamato. Bravo Meret. L'ha chiamato dopo. Quindi non vale. Ma vale perché Meret migliore in campo insieme a Juan Jesus. Non l'ha chiamato perché vantaggio. Meret. Questa penso che è buona invece. Bravo Zerbin. Bravo Zerbin su Celik. Eccolo. El Sharawa. Ancora bravo Meret. Si prende 8 in pagella.
Immagina se si è infortunato Nathan al 92esimo di una partita persa già. Non ti puoi vendere Ostigard, lo capisci? Non te lo puoi vendere. E non puoi nemmeno giocare in 5 contro 1. Bravo Cajuste! Fischia, dai arbitro, serve un pochino di pietà a un certo punto. Cajuste, non te ne andare, sei difensore centrale. Cajuste, dove vai? Bravo Cajuste, bravo. No, non ti squagliare. Bravo Rachman. Fischia, signor arbitro, che stiamo perdendo di abbaffa. Nathan è rientrato e si sta infortunato in aria aspettando un cross che non arriva. Mamma mia, Rachman, tira. Pilare! Mannaggia! Oh loco, la fa per forza, secondo gol. Vabbè, Taco la mette a terra ed è gol. Va bene così, lasciate i like, i mi piace, i commenti, tutto quello, ne parliamo live, io sono avvilito.